arrivati al punto centrale del punto, che è la predicazione della parola di Dio. Alleluia. Signore sia benedetto. Fin qui abbiamo ascoltato anche le testimonianze. Gloria a Dio anche per le testimonianze. È anche bello se testimoniamo un po' di più, che raccontiamo anche belle esperienze che possiamo fare con il Signore. Alleluia, sono di edificazione. Alleluia. Bene, vogliamo aprire la Bibbia nel libro dell'Esodo, capitolo 15, dal verso 22 fino al verso 27. Leggiamo questi passi, questi versi. Non sarò lungo. Grazie per chi si è già alzato in piedi. Vogliamo alzarci tutti in piedi, vogliamo onorare la parola del Signore. Alleluia. Vogliamo che lo Spirito Santo la scrivi nel nostro cuore. Amen. Esodo capitolo 15 dal verso 22 fino al verso 27. Il Signore sia lodato. Amen. Poi Mosè fece partire gli Israeliti dal Mar Rosso ed essi si diressero verso il deserto di Sur. Camminarono 3 giorni nel deserto e non trovarono acqua. Quando giunsero a Mara, non potevano bere l'acqua di Mara perché era amara. Perciò quel luogo fu chiamato Mara. Allora il popolo mormorò contro Mosè dicendo: che berremo? Egli gridò al Signore e il Signore gli mostrò un legno. Mosè lo gettò nell'acqua e l'acqua divenne dolce. È lì che il Signore diede al popolo una legge e una prescrizione e lo mise alla prova dicendo: se tu ascolti attentamente la voce del Signore che è il tuo Dio e fai ciò che è giusto agli occhi suoi, poggi orecchio ai suoi comandamenti e osservi tutte le sue leggi, io non ti infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitte agli egiziani, perché io sono il Signore, colui che ti guarisce. Poi giunsero a Enedi, dove erano 12 sorgenti d'acqua e 70 palme, e si accamparono lì presso le acque. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Amen. Potete accomodarvi. Da poco avevano attraversato il Mar Rosso e avevano visto veramente in un modo tangibile la potenza di Dio, ciò che Dio può fare. Se non fossero bastate tutte le calamità che Dio aveva inflitto al popolo egiziano, al faraone, ebbene hanno potuto vedere che Dio è capace anche di aprire il mare e farli passare all'asciutto. Gloria a Dio. Erano scoraggiati, erano delusi, erano impauriti, ma gloria a Dio, Dio non lascia mai il suo popolo in mezzo alla delusione, in mezzo alla paura, in mezzo al pericolo, ma interviene. Amen. Amen. E voglio dire questa mattina che Dio desidera intervenire ancora nella tua vita. Dio desidera intervenire nella nostra vita, nella vita dell'umanità, in questo mondo. Dio desidera intervenire. Alleluia. Dopo essere passati il Mar Rosso, dopo essere passati all'asciutto, videro dietro di loro i nemici annegare, chiudersi il mare e annegare. Tutti quanti morirono, cavalli e cavalieri. Gloria al Signore. Usciti, cantarono al Signore. Il capitolo 15, il primo verso, fino al verso 21, è il canto trionfale di Israele. Spinti veramente dal ringraziare il Signore per quello che avevano vissuto, cantarono a Dio. Alleluia. Quando vediamo la gloria di Dio ci viene facile cantare, lodare il Signore. Quando vediamo l'intervento di Dio nella nostra vita non possiamo che innalzare il suo nome.
noi vogliamo sempre vedere la gloria di Dio nella nostra vita, affinché quando siamo insieme, radunati, alleluia, possiamo insieme l'uno con l'altro lodare, glorificare il nome del Signore e incoraggiarci. Amen. Gloria al Signore. Ma sapete, le cose belle non durano, si mettono in cammino nel deserto. Mosè fece partire gli israeliti dal Mar Rosso ed essi si diressero verso il deserto di Sur. Erano obbligati ad affrontare quel cammino se dovevano raggiungere quella terra promessa che era stata promessa da Dio, appunto, e dovevano per forza attraversare il deserto. Camminarono 3 giorni nel deserto e non trovarono acqua. Subito dimenticano quello che 3 giorni prima avevano visto. Pensate, il mare si apre, gloria a Dio, nessuno di loro è morto, è stato ferito, passano all'asciutto in tranquillità, elevano a Dio un canto trionfale di lode, bastano 3 giorni di deserto e subito Mosè, ma dove ci ha portati? Dove ci ha portati? Il cammino è duro, è lungo, Gloria al Signore. Il deserto rappresenta un po' questa vita. Siamo usciti dall'Egitto, il Signore ci ha salvati dal peccato, ma siamo in cammino. E nel cammino di questa vita non è sempre rose e fiori il cammino, ma possiamo incamminarci nel deserto per tanti giorni. Gloria al Signore. Ma nel deserto, giustamente, di cosa avevano necessità? Di mangiare non se ne parla, perché pare che avevano qualche provvista, ma una cosa viene a mancare. Viene a mancare l'acqua. Riescono a trovare dell'acqua, giungono a un luogo chiamato Mara, ma non potevano bere l'acqua che c'era in quel posto, perché era amara. E quante volte in questa vita troviamo amarezza? Non ne parliamo. Alleluia. A volte nel nostro percorso troviamo amarezza. Quello che riceviamo è amarezza. Ma gloria a Dio, il Signore è la soluzione anche per questa amarezza. Il popolo grida a Mosè e Mosè grida al Signore. Che cosa può fare Mosè? Niente. Cosa può fare Mosè? Grida al Signore. Dio mio, questo popolo, il tuo popolo, ha sete. Quest'acqua non si può bere. Prendi quel legno, buttalo sulle acque. Così fa Mosè. E quelle acque vengono trasformate. Non sono più amare, ma vengono addolcite. È acqua buona che si può bere. Ora, cosa ci fa pensare questo legno? Alla croce. Alleluia. Ci fa pensare al sacrificio di Cristo, vero? Ci fa pensare a Gesù, che è stato crocifisso sul duro legno della croce. E Gesù, il suo sacrificio, che addolcisce la nostra vita. Amen. Possiamo dire grazie, Signore. Pensate, la nostra vita senza Gesù. Penso alla mia vita quando non c'era Gesù nella mia vita. Amarezza su amarezza e sempre amarezza. Da quando è entrato Gesù ci sarà pure l'amarezza, ma quando mi rivolgo a Gesù, alleluia, il suo amore mi inonda di tanta dolcezza. E allora l'amarezza, in confronto alla dolcezza del Signore, viene messa nascosta, perché il suo amore è più grande. Lui mi fa sentire amato e non posso che dire grazie Gesù per il tuo sacrificio. Alleluia. Gesù è lo stesso ancora ieri, oggi ed in eterno. Ancora oggi vuole proporsi come colui che addolcisce
la vita. C'è un vecchio cantico nel nostro innario che dice: oh quanto è bello servire il Signore. Servire il Signore è bello, è meraviglioso servire il Signore qui in questa terra, nonostante le difficoltà che viviamo. Senza Cristo questa vita è inutile. Senza Cristo questa vita è solo dolori, pochi piaceri e molti dolori. Senza Cristo questa vita è veramente inutile. Amen? Amen. Alleluia. Solo chi ha sperimentato cosa vuol dire avere Gesù nella propria vita può cantare con gioia questo cantico. Oh quanto è bello servire il Signore. Alleluia, alleluia. Ma c'è ancora un altro aspetto di questo testo che abbiamo letto, che riguarda ciò che Dio vuole dal suo popolo. Il Signore offre, dà, ma vuole anche qualcosa. Il Signore ci aiuta, ci sostiene, è il nostro aiuto propizio, ma desidera anche qualcosa da parte nostra. È lì che il Signore diede al popolo una legge e una prescrizione e lo mise alla prova dicendo così: se tu ascolti attentamente la voce del Signore che è il tuo Dio. Dio sta parlando al suo popolo. Amen? Dio sta parlando a me e a te. Sta parlando a noi questa mattina e a quanti ci ascoltano da casa. Se tu ascolti attentamente la voce del Signore che è il tuo Dio, riconosciamo che il Signore è il nostro Dio. Alleluia. E fai ciò che è giusto agli occhi suoi, non agli occhi tuoi, agli occhi suoi. E porgi orecchio ai suoi comandamenti e osservi tutte le sue leggi. Guardate cosa dice il Signore in prima persona. Lui parla in prima persona, dice: io non ti infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitte agli egiziani, perché io sono il Signore, colui che ti guarisce. Amen. Amen. Prende posizione in prima persona il Signore. Io sono il Signore. Se tu fai quello che io voglio, se tu ascolti attentamente la voce del Signore, le condizioni non sono cambiate. Nonostante siano passati secoli e secoli e secoli, ancora oggi il Signore desidera che noi ascoltiamo attentamente la sua voce. Vuole che noi lo riconosciamo come il nostro Dio. Vuole che noi facciamo ciò che è giusto agli occhi suoi. Vuole il Signore che noi porgiamo orecchio ai suoi comandamenti, alla sua parola. Porgere l'orecchio vuol dire ascoltare e non dimenticare. Ascoltare e ritenere. Amen. Ascoltare e mettere in pratica. Vivere. Amen. Alleluia. Quindi se tu ascolti, porgi orecchio ai miei comandamenti, osservi le mie leggi, io non ti infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitto agli egiziani. Cioè la tua sorte non sarà come la sorte di chi non mi accetta come Dio. Amen? La tua sorte non sarà come chi non mi considera Dio. La tua sorte non sarà come chi non accetta il mio figlio Gesù Cristo come Salvatore. Amen? Alleluia. Sì, ci sono due sorti, due destini, due luoghi. Sono entrambi eterni. Uno è la perdizione eterna, è l'inferno, la sofferenza eterna. Alleluia. E l'altro luogo invece, l'altro destino, è la beatitudine eterna, alla presenza di Dio. Amen. Gloria al Signore. Il cammino avanza. Furono dissetati, sembra di capire. Amen. E grazie a Dio che ancora oggi il Signore ci disseta. Amen. C'è una fonte
che non si esaurirà mai. Questa fonte è Gesù. Amen. Lui è la fonte d'acqua viva. Anche in questa mattina, mentre stiamo così accostandoci alla sua parola, mentre ci siamo accostati alla sua parola, mentre la stiamo leggendo e meditando, l'anima nostra si sta dissetando. Alleluia. Amen. Alleluia. Il cammino avanza. Poi giunsero a Elim. Elim è quel luogo di ristoro meraviglioso che ogni tanto ci vuole. Alleluia. Dopo il combattimento, dopo la prova, dopo la sofferenza, grazie a Dio ci concede il Signore un po' di ristoro. Ma tutto questo fa parte della nostra crescita, della nostra formazione. Bisogna comprendere che noi dipendiamo da Lui. Amen. Dobbiamo comprendere che senza di Lui noi non possiamo fare nulla. Dobbiamo comprendere che Lui è colui che ci provvede ogni cosa. L'acqua, quando l'acqua non c'è, ci provvede il cibo, anche se non c'è materialmente dove poterci cibare. Alleluia. Ha provveduto il pane dal cielo che scendeva per sfamare il suo popolo, la manna. Amen. Alleluia. Dio è colui che protegge il suo popolo. Alleluia. Grazie a Dio, come dicevo prima. Giungiamo a Elim, dove c'erano 12 sorgenti d'acqua e 70 palme, e si accamparono lì presso quelle acque, si sono potuti ristorare, sono potuti riposare, ma poi quel riposo non durava per sempre, dovevano riprendere il cammino. C'è una battaglia dopo un'altra. Siete d'accordo? Attraverso un momento difficile ti affidi a Dio, vedi la sua gloria, poi un attimo di ristoro, una pausa. Ma sappi che c'è subito un'altra difficoltà da superare. E sarà sempre così. Questo è il nostro cammino terreno. Un giorno ci riposeremo per l'eternità. Dove? Con la sua presenza. Amen. Nel cielo, come abbiamo cantato, su nel cielo con Gesù non esisterà l'errore, né la morte né il dolore non ci saranno più. Amen? Non ci sarà pianto, né sofferenza, né malattia, né coronavirus. Tutto sarà perfetto e godremo per l'eternità della sua presenza. Ma intanto, in questo cammino, vogliamo stare attenti a osservare tutta la parola di Dio. Amen? A impegnarci anche come credenti a consolidare la nostra fiducia nel Signore giorno dopo giorno. Amen? Non dimentichiamo da dove il Signore ci ha tratto fuori. Anche noi eravamo nell'Egitto. L'Egitto rappresenta il peccato, la perdizione. Eravamo nell'Egitto. Gloria a Dio. Il Signore ci ha tratto fuori dall'Egitto. Non grazie a Mosè, ma perché ha mandato il suo figliolo Gesù. Mosè è figura di Cristo, il liberatore lo chiamava. Mosè è figura di Cristo, è Lui che ci ha liberato. Amen. Alleluia. Aspettavano il Messia. Sarà Lui che ci libererà dalla schiavitù dei Romani. Alleluia. Gesù è venuto non per liberare dalla schiavitù dei Romani solamente, ma per liberare l'umanità dal peccato. Alleluia. Lui è il liberatore, Lui che libera. Amen. Noi vogliamo ringraziare il Signore con tutto il nostro cuore. Amen. Con fiducia vogliamo proseguire il nostro cammino. Arriveremo alla terra promessa. Amen. Prima o poi ci arriveremo, vero? Speriamo. Sono certo, ci arriveremo. Gloria a Dio. Ma la nostra terra promessa non è qui, è nel cielo. Alleluia. Dove sono io, sarete ancora voi. Vero? Io vado avanti, dice Gesù, a prepararvi un luogo. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Io vado avanti a prepararvi un luogo. Senti questa speranza dentro te, questa fiducia. Il Signore ha un posto per me nel cielo. Perciò non temo le difficoltà di questa vita.
so che il Signore sarà con me. Alleluia. A me, il Signore mi farà vedere sempre il mare che si apre davanti a me, perché è Lui che mi sta guidando. A me, alleluia, difficoltà non mancheranno, sapete? Ci saranno sempre difficoltà, il cammino è ancora lungo, c'è il deserto da attraversare, ogni tanto grazie a Dio qualche oasi, qualche elim, qualche luogo di refrigerio, ma è duro il cammino. Ricordiamoci le parole di Gesù: nel mondo avrete tribolazioni. Cosa sono le tribolazioni? Sofferenze, angustie, affanni, tribolazioni. Nel mondo avrete tribolazioni. Però non si è fermato lì Gesù, vero? Ma fatevi animo. Ma fatevi animo. Prendete coraggio, reagite. Fatevi animo. Perché? Io ho vinto il mondo. Alleluia. Amen. Amen. Alleluia. Vogliamo alzarci in piedi, fratelli e sorelle, vogliamo chinare il nostro capo.